e arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie, eccoci qua, grazie al regista, e noi siamo qui a parlare oggi di cultura popolare attraverso tutta una serie di spunti e di notizie. La cultura popolare raccoglie in sé una pletora sterminata di spunti che vanno dalle tradizioni vere e proprie, tradizioni pre-cristiane e cristiane, tradizioni esoteriche, credenze, usi, costumi, linguaggi, ma anche, vedete l'ampiezza del discorso che a me sta molto a cuore, le modalità con le quali il mondo della comunicazione, dell'arte, dello spettacolo, della musica segue una pista che soddisfa soprattutto il gusto popolare. Quindi, per esempio, la dimensione della musica leggera fa parte del mondo popolare, del teatro leggero, del varietà, oppure c'è qualcosa che ha a che fare con una cultura spicciola, ma che comunque rimane cultura. La traduzione in comportamenti, usi e gusti che attraversano le scelte quotidiane delle persone. Ovviamente parliamo di cultura popolare italiana, soprattutto, magari ogni tanto con qualche sguardo al di fuori dell'Italia, solo perché la conosciamo meglio. La conosciamo meglio al nord ancora di più, ma certo anche al centro e al sud, e ne parliamo. Oggi al centro dell'interesse le parlate romagnole, ma nella seconda parte un'intervista al dottor Roberto Priora su che cosa? Sulla questione dell'etno-regionalismo, un mondo complesso che diciamo oscilla tra la metapolitica e un'interpretazione a base antropologica del comportamento degli esseri umani in un determinato stato, in un determinato contesto nazionale, che può raccogliere anche basi e diciamo presupposti di carattere etnoculturale diversa, ma che poi appunto li unisce in una dimensione che non può non essere riletta in chiave federale. Ma di questo parliamo poi nella seconda parte. Abbiamo detto nella prima, tenuto conto che il calendario di questa settimana non è molto munifico dal punto di vista delle figure dei santi o di altri, e sarebbe comunque troppo lungo qui e articolato parlare di figure minori. Noi oggi abordiamo questa pletora, questo versante riguardante le parlate dialettali. È il mondo della Romagna, o meglio, come è stato scritto nel promo, della macro Romagna, perché noi ci troviamo di fronte a una regione che non è strettamente limitata ai suoi confini, ammesso che i confini siano stati chiariti, perché l'appartenenza, secondo noi, errata, sbagliata, farlocca, l'appartenenza a un'unica regione chiamata Emilia-Romagna, cosa che non esiste da nessun'altra area, in nessun'altra area italiana, tanto è vero che anche gli Abruzzi e Molisi sono stati separati, e questo fatto, come dire, offende la dignità e l'identità appunto dei romagnoli, che non sono gli emiliani. Esattamente, la Romagna, come è noto, inizia a est con Imola o appena dopo Imola, e ovviamente si estende verso il mare Adriatico, comprendendo il Ravennate e i suoi lidi, comprendendo la riviera vera e propria, che peraltro afferisce al Forlivese e al Cesenate, e andando su verso l'Appennino secondo quelli che sono i confini tradizionali. In realtà
il mondo romagnolo si estende oltre queste misurazioni che lo costringerebbero ad una identità troppo piccola. In effetti si parla un romagnolo, una forma di romagnolo, anche nelle Marche settentrionali, nel Montefeltro e addirittura nell'Umbria più settentrionale. Peraltro è discutibile anche la qualità identitaria della provincia di Ferrara, perché nella sua parte orientale sicuramente risente di una pressione di tipo romagnola. Quindi questa regione è molto più vasta di quello che appare nella sua classificazione formale geografica tradizionale e tra l'altro il fatto appunto che sia legata la sua fama ai bagni estivi in fondo non lunghissima striscia di costa che va da Cervia fino a Gabicce, e beh, questo fatto la bastona, la punisce, perché in realtà la Romagna presenta dei tesori meravigliosi proprio all'interno più che sulla litorale. All'interno, in un interno che, ripeto, come ho detto, è veramente estensivo al massimo e va a superare addirittura la linea appenninica dello Spartiacque, perché evidentemente la pressione che arrivava dal mondo romagnolo e quindi anche in origine da quelle che sono le radici celtiche che si porta dietro è stata comunque notevole. E ci si chiede francamente, sul piano proprio della distribuzione linguistica ed etnoculturale, fino a che punto il mondo toscano da una parte e il mondo umbro-marchigiano, quindi afferente alla realtà dell'italico, diciamo dal punto di vista linguistico ma anche antropologico, fino a che punto sia stata capace di porre freno a questa pressione notevole che è legata a una celtizzazione piuttosto tardiva, perché non è la celtizzazione a nord del Po, quindi per esempio del mondo piemontese lombardo, è una celtizzazione più tardiva che ha diversi secoli di ritardo rispetto a quell'altra insubre per esempio, e quindi è una celtizzazione che in un certo senso vedete come poi gioca sempre un dato psicologico in tutte le realtà anche storiche, ha voluto mostrarsi ancora in maniera ancora più orgogliosa di quello che avrebbe potuto fare, tanto appunto che l'impressione è che ci sia una notevole differenza fra le parlate romagnole e le parlate toscane, nonostante la loro contiguità e nonostante il fatto che ci siano numerosi nomi e cognomi, soprattutto cognomi, che sono condominiali fra Toscana e Romagna e finiscono spesso in Nini e in Ucci e sono presenti sia nell'area fiorentino-casentino-aretina sia nell'area romagnola vera e propria. E tutto questo quindi in qualche modo, come già soleva sostenere Dante nella Divina Commedia, crea un denominatore comune fra le due realtà, le fonde in una singolare complementarietà. In una singolare complementarietà che parte proprio dalle visioni dantesche, che so, mi viene in mente San Leo come immagine del purgatorio, San Leo e Romagnola, e immagini, paesaggi, situazioni che in qualche modo rincorrono quello che sta dall'altra parte dell'Appennino per gusti, orientamenti, nonostante il clima leggermente diverso. Più in particolare, come si possono dividere i dialetti romagnoli
accettando l'idea che esista una lingua romagnola o macro-romagnola molto estesa e molto spaiata, con regole non strettamente unitabili, con regole che non sono imponibili in assoluto tra Bologna e Pesaro o Fano. Ma la divisione è interessantissima proprio perché c'è un primo fattore che è protostorico e storico, il fatto che il fiume Po, tantissimi secoli, quindi nell'antichità, scendeva, non arrivava a nord di Ferrara, ma scendeva dell'attuale Ferrara, ma scendeva appunto fino a Ravenna. Quindi questo cosa comportava nella realtà? Comportava una divisione più netta fra quello che stava a sud e quello che stava a nord del Po. E successivamente il fatto di un orientamento più settentrionale del Po stesso ha riscombussolato le carte almeno come come sede scelta dagli abitanti. Ma nel complesso la situazione attuale ci induce a pensare appunto che esista un romagnolo settentrionale che ha alcune caratteristiche diverse dal romagnolo meridionale. Diciamo, la città che meglio rappresenta anche dal punto di vista linguistico il romagnolo settentrionale è sicuramente Ravenna. Non può esserlo più Ferrara, perché Ferrara ha risentito anche leggermente dell'influsso veneto e ha sempre comunicato più con la parte centrale dell'Emilia, da Reggio Modena a Bologna. Ma Ravenna, che è sempre anche rimasta isolata per tantissimo tempo dal punto di vista fluviale, avremo modo di riprendere la tematica con l'esistenza di un fiume storico che si chiamava Padenna e che ha a che fare col Po, come peraltro vi dicevo poco prima, ma comunque nel complesso l'isolamento di Ravenna, legata in parte alle paludi di Comacchio a nord e legata a sud appunto alla istanza paludosa, altrettanto paludosa, ma anche la difficoltà dei trasporti in senso storico, anche medievale perfino, rispetto a Rimini e all'asse della cosiddetta Via Emilia, che non è più Via Emilia, cioè si chiama Via Emilia perché la Via Emilia va da Rimini fino a Piacenza, però è una via che parla romagnolo da Imola a Rimini. Ora Ravenna ha una caratteristica marcata soprattutto nell'accento, perché il romagnolo ravennate è più tranchant, è più duro, è più rapido. Quindi l'accento risulta veloce e piuttosto aggressivo. Mentre il romagnolo a sud, che ripeto, ha caratteristiche celtiche incontrovertibili, no? Di una celtizzazione tardiva, ma pur sempre celtizzazione. Quindi ovviamente le parole sono tronche, come esiste, non c'è più la vocale turbata, perché la vocale turbata è tipica dell'area ovest del mondo padano e finisce praticamente a Modena, progredendo da ovest verso est. Non ha più vocali turbate, ma ha appunto un'elisione finale delle vocali che caratterizza comunque tutto il mondo padano e si oppone al toscano o all'umbro marchigiano. Quindi stavo dicendo il romagnolo meridionale, che fa capo sostanzialmente a Forlì, Cesena e Rimini, partendo pur sempre da Faenza, che è già romagnola, ha delle caratteristiche che soprattutto riguardano l'accentuazione, che tende a far scivolare molto la vocale e la sillaba,
Per cui appunto anche la tonalità dal punto di vista musicale a Ravenna diciamo, ha certe caratteristiche ritmiche, più a sud ne ha certe altre che allungano terribilmente, a volte noiosamente, appunto l'istanza, la presenza vocalica, e ne fanno quasi una macchietta. Ecco, ne fanno quasi una macchietta, come si può ben vedere nel film Amarcord di Federico Fellini. Una macchietta non significa qualcosa di negativo, ma qualcosa appunto che contraddistingue in senso specifico il riminese e il romagnolo di costa rispetto ad altri romagnoli. Non si dimentichi infine che Lugo e Bagnacavallo, quindi il Ravenate occidentale, hanno risentito comunque di una pressione bolognese, quindi di una lingua che non è affatto romagnola ma è emiliana. Anche se a un orecchio esterno ci possono essere delle somiglianze forti, ma non è così, perché il romagnolo è ben diverso dall'emiliano, pur essendo sempre di origine celtica. Quindi stavamo dicendo elisione delle vocali finali, accentuazione prolungata, una ricchezza di vocabolario che fa capo ad alcune parole che sono diventate iconiche e proverbiali. Una ne cito per tutto ed è patacca. E cosa vuol dire patacca? Ma patacca, originariamente appunto una macchia visibile in senso orrifico che si ha addosso quando si mostra il proprio vestito, in realtà significa in linguaggio romagnolo appunto, come sanno molti oramai, tantissimo, vedendo il teatro, il cinema, altri ambienti tipicamente popolareschi, se trattati in una certa maniera, appunto significa persona o cosa di scarso valore. Una patacca è un falso, è qualcosa appunto che vedete come è facile assumere anche proprio l'accento romagnolo, cioè è qualcuno che non ha quel valore che magari qualcun altro gli dà, va bene? Quindi attenzione, ecco, tutto questo teatrino incarnato da diversi personaggi felliniani naturalmente e da tanti altri che appunto non hanno mai nascosto, ce ne sono tanti, non voglio fare liste e classifiche, attori, personaggi conosciuti anche nel mondo televisivo. Ripeto, non voglio fare sgarbi a nessuno, ma sono note queste figure che si sono avvicendate negli ultimi 50, 70, 80 anni anche in televisione. Effettivamente risulta evidente come una parola come patacca, ma tantissime altre che caratterizzano il modo di fare, il modo di essere del linguaggio romagnolo, diventano dominanti e surclassanti rispetto ad altri linguaggi anche circonvicini. Però abbiamo detto che esiste un romagnolo d'oltreconfine, che è appunto per esempio il romagnolo della provincia di Pesaro. Naturalmente dal punto di vista delle Marche e quindi di una città come Ancona o di chi gestisce la regione Marche, si farà sempre fatica ad ammettere che i linguaggi della provincia di Pesaro, specialmente della zona nord di Pesaro, ma anche di Urbino, città già da me decantata, vissuta da giovane e decantata in maniera forse eccessiva, ma sicuramente pregevolissima sotto tutti i punti di vista, continuano ad avere appunto un'accentuazione romagnola, nonostante alcune parole effettivamente devono già cedere, no? Come soprattutto come configurazione di unione e di brevità all'umbro marchigiano, però ancora insistono in tantissimi aspetti anche di lessicali appunto gli elementi classici del mondo romagnolo. Se rimaniamo sulla costa è proprio Senigallia a far da confine, non a caso appunto Senigallia è il porto dei Galli. Senigallia, già ampiamente compresa nelle Marche, e in realtà è proprio il luogo in cui si incontrano, talvolta in maniera burrascosa e difficilmente come dire, comprensibile, e proprio la parlata
umbro-marchigiana, la parlata centrale, tipica del mondo centrale, con la parlata che arriva da nord. Quindi perché Senigallia era proprio l'ultimo porto e l'ultima colonia dei Galli, no? Senigallia, porto dei Galli. In realtà, siccome la via Flaminia, le vie sono sempre fondamentali nella strutturazione del territorio, ma anche nel condizionamento del mondo popolare. La via Flaminia risale dall'Umbria verso le Marche settentrionali e non arriva a Senigallia, perché non ce l'avrebbe fatta incontrando troppi ostacoli montuosi, ma arriva a Fano. Quindi in realtà Fano ancora ha mantenuto delle caratteristiche macro-romagnole, mentre Senigallia col passare del tempo ha assunto, soprattutto nell'uso delle vocali dentali, come per esempio la T, delle caratteristiche che sono decisamente umbro-marchigiane, quindi più affine all'anconetano, da cui peraltro dipende Ancona per tantissimi motivi di traffico, di commerci, di viabilità e di quant'altro. Siccome le due città, Fano e Senigallia, sono anche oggetto di forte sviluppo balneare, con l'arrivo di moltissimi anche milanesi o di bolognesi, ma anche di molti milanesi che vanno lì a villeggiare, è chiaro che l'influenza progressiva si è scontrata fra queste due realtà e ha provocato una situazione di dispersione parziale di elementi dialettali atavici che però ancora la configuravano come gallica. Fano un fortune appunto è comunque ancora sostanzialmente macro-romagnola e risalendo il fiume Metauro si continua a rimanere in un'area che ha delle caratteristiche soprattutto di cadenza e di accento decisamente romagnolo, fino ad arrivare al famoso Montefeltro, che rimane un po' un enigma della storia, perché Federico da Montefeltro, no, l'uomo dal naso a forma di falce, è stato colui che ha governato su tutto il territorio per tantissimo tempo, in modo tale da unificare anche delle valli che avevano caratteristiche fondamentalmente diverse. Certo, il basso Montefeltro risente in maniera più forte del riminese e quindi della Romagna centro-meridionale e non della Romagna post-confini, a sud del confine stesso. E sicuramente però la caratteristica montuosa del territorio, penso al Monte Carpegna, penso ad altre colline piuttosto alte che incistano nella zona del Montefeltro, la parola stessa è chiara, no? È un monte più che un piano, ha fatto conservare al Montefeltro dei tratti arcaici che sono interessantissimi da studiare nei dialetti locali. Ecco, se volete diciamo vivere un'ebbrezza come linguisti nell'andare a scoprire delle cose che non conoscevate, andate nel Montefeltro, che tra l'altro è stato accorpato oramai all'Emilia Romagna, quindi anche qui decisioni che trasudano proprio questa grande confusione linguistica che si è creata in conseguenza della modernità, ma anche in conseguenza di una sovrintendenza amministrativa di tipo centralistico che tendeva appunto a evitare eccessive diversità, insomma uniformando il tutto a una lingua nazionale che peraltro poi noi sappiamo come linguisti e come cultori del mondo folk, sappiamo benissimo essere qualcosa comunque di pataccoso, per usare il linguaggio che è caro ai romagnoli, perché diventa francamente difficile riuscire a riconsiderare le linee di confine in maniera chiara e forte, in conseguenza di tutta una serie di situazioni che si sono create col passare del tempo, anche di tipo più decisamente turistico. E la pressione da nord comunque si fa risentire anche da parte di una Bologna, e non mancano appunto
caratteristiche nel Montefeltro più meridionale, perfino toscane. Ma qui appunto anche in una zona della Toscana, ma soprattutto dell'Umbria settentrionale, esiste una lingua che si può considerare a sfondo e a fondo romagnolo. È il castellano. Il castellano è una scommessa con la probabilità, perché nella zona, quindi stiamo parlando di Città di Castello, siamo a nord dell'Umbria, nella zona del Perugino Nord. Nelle campagne prevale il romagnolo, nel centro per l'insistenza amministrativa di una Perugia e dell'Umbria, ecco che si sente già. Io ho potuto mangiare in un ristorante di Città di Castello e mi si riporto la battuta: che vuole stasera? Ecco, ma il che vuole stasera è che vuole mangiare stasera è già umbro marchigiano. Adesso la finiamo e andiamo all'intervista con Priora dopo il break. A dopo, a risentirci. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea. Grazie, eccoci qua. Allora, vediamo se abbiamo in linea già il nostro caro amico studioso di grande preparazione, Roberto Priora. Pronto, Roberto? Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, finora abbiamo parlato di una regione che ha dei confini labili, che è la Romagna. Esiste una dimensione del mondo che affonda nella realtà popolare, ma in realtà poi si traduce anche in politica, che riguarda appunto il regionalismo. Tu spesso hai parlato, e lo hai fatto sempre a ragioni vedute dopo tantissime riflessioni e studi, di etnoregionalismo. Di che cosa si tratta, Roberto? Dunque, allora, innanzitutto sono molto felice di intervenire in questa trasmissione dedicata alle culture popolari e di dare il mio contributo. Il termine etnoregionalismo per me è un termine fondamentale. Per inquadrarlo farò, diciamo, un breve quadro generale. Come sapranno i studiosi delle scienze sociali, le società sono il risultato di un'evoluzione o involuzione, qui ci sono varie scuole di pensiero, che partendo da un primitivo stanziamento etnico assumono delle modificazioni complesse. L'etnosociologia, di cui ho parlato anche in altre trasmissioni, infatti distingue tra un etnos primitivo, una realtà di diversificazione che definisce come popolo, inteso in senso identitario, quindi diciamo popolo come folk, poi la nazione e la società civile globale. Questa classificazione è senza dubbio molto schematica, però è fondamentale per inquadrare in modo sincronico e diacronico il tema dell'etnoregionalismo. Perché possiamo dire che le diverse realtà popolari di cui questa trasmissione si occupa, sopravvive una identità storica, linguistica, culturale che si modella e ha, diciamo, peculiarità locali, che è presente pur, diciamo, in varie manifestazioni ancora oggi. Non a caso diversi politologi hanno utilizzato questo termine per definire vari movimenti autonomisti, indipendentisti, federalisti, che in forme diverse, secondo il politologo
Filippo Tronconi hanno un comune denominatore, e questo comune denominatore, secondo Tronconi, e non solo secondo Tronconi, è nel sentimento di solidarietà verso una comunità contrassegnata da qualche tipo di confini culturali a cui si rimanda alla radice di etnos. Ovviamente queste, diciamo, etnoregioni o nazioni senza Stato ovviamente sono il risultato molto complesso di secoli e secoli, se non millenni. Però vi è sicuramente questa peculiarità. Quindi il termine etnoregionalista è certamente anche discutibile, anche dal punto di vista delle scienze sociali, però a mio avviso è sostenibile. E è un termine anche non privo di un alone, diciamo, non politicamente corretto, ma è un termine che però, diciamo, coglie molto bene il sentimento prepolitico, diciamo, del nostro vivere in un popolo che si modella localmente, e anche sui sviluppi politici e metapolitici. Come diceva il politologo Carlo Pala, che è uno studioso che si è occupato anche e soprattutto del caso sardo, ma comunque un grande studioso di etnoregionalismo, i studi sull'etnoregionalismo sono collegati a quelli del nazionalismo, quindi c'è un collegamento. Dal mio punto di vista possiamo dire che l'etnoregionalismo è una sottocategoria del nazionalismo. In realtà sarebbe più corretto parlare di etnoregionalismi e nazionalismi, cioè ce ne sono diversi anche nella storia e anche, diciamo, in contesti storici diversi. Quindi quando parliamo appunto di etnoregionalismo e nazionalismo parliamo di qualcosa di molto complesso. Va detto, per complicare se vogliamo di più la cosa, che questi aspetti si possono presentare anche in modo combinato, in una relazione dialettica con un certo tipo di società globalista, cioè partendo, diciamo, dallo schema, diciamo, che iniziale, c'è questa combinazione anche molto complessa. Come osservava acutamente Giovanni Damiano, una società globalizzata porta a un incontro e scontro tra diversi popoli. Ora, un certo tipo di pensiero vorrebbe distruggere le differenze in nome di un individualismo apolide. Cioè si dice fondamentalmente ma i nazionalismi, gli etnoregionalismi sono fonte di guerre, lo so, c'è anche quella componente ovviamente, ma non è solo quella, quindi togliamo via tutto, ma questo secondo me è una cosa che non ha fondamento. Ma questo poi, tra l'altro, questo tipo di ragionamento genera delle reazioni identitarie esasperate, perché le identità soppresse diventano poi esplosive. Quindi, a mio avviso, parlare di etnoregionalismo come concetto cardine delle scienze sociali è più che mai necessario. Infatti, etnoregionalismo non significa micronazionalismo isterico, ma lo studio delle lingue, delle culture, delle tradizioni regionali che con numerose varianti locali sono tuttora presenti in usi e costumi e influenzano in varie forme, come abbiamo detto, il rapporto tra uomo e territorio. Quindi non va visto come un qualcosa di, diciamo così, divisivo, come viene spesso detto. No, anzi è un concetto fondamentale del nostro essere uomini, qui e ora. Quindi si può e si deve parlare di etnoregionalismo, che non è solo la nostra storia, ma lo studio delle cause e condizioni del nostro presente. Quindi questo è importante. Quindi quando noi parliamo di culture popolari non parliamo solo così del passato, cioè anche del passato, ma parliamo di come il passato influenza il nostro presente. Sotto questo aspetto il testo I partiti etnoregionalisti di Filippo Tronconi coglie nel segno, perché con un notevole lavoro comparativo coglie le dinamiche storiche e culturali
che danno origine ai diversi movimenti autonomisti e indipendentisti. Cioè, quindi lui, secondo me, testo che ovviamente poi si può discutere, però fondamentalmente coglie bene questo punto. Chiaramente si tratta di dinamiche molto complesse, qui diciamo ne parliamo così molto di sorvolo, ma va segnalato che contrariamente alle diverse previsioni di molti scienziati, l'ethnos non muore mai. In forme magari diverse rinasce modificato, perché c'era stata una scuola di pensiero di studiosi, scuole di pensiero di studiosi anche autori che dicevano ma i nazionalismi e i etnoregionalismi sono roba del passato. Invece non è stato così. Il revival etnico li ha un po' colti, se vogliamo, un po' in contropiede. Io sono convinto che questo tipo di studi, diciamo che sono sociologici e politologici, possono dare un grande contributo allo studio delle culture popolari, che ovviamente poi è un contesto pluridisciplinare. Il contesto italiano sicuramente è molto interessante. Il nostro è un paese, diciamo, come risaputo, dei 1000 campanili, che secondo me è la sua bellezza, che ha avuto anche movimenti politici, diciamo, autonomisti, indipendentisti in varie parti, diciamo, della penisola, che sono il frutto di quello che il politologo norvegese Stein Rock definiva il cleavage, cioè il conflitto centro-periferia, che ha avuto ovviamente poi manifestazioni plurali dal punto di vista politico, anche del pensiero, quindi anche del discorso metapolitico. Ora, indipendentemente da considerazioni politiche che qui non toccheremo, credo che vada promossa a vari livelli una storia dei popoli italiani, quindi una storia come stai facendo te, una storia, diciamo, locale, quindi anche regionale, leggendo certi fenomeni politici alla luce di questa complessità. Spesso vi è una ritrosia, ma è necessario perché l'italianità si manifesta anche oggi, nel 2024, con variazioni etno-regionali, come appunto dicevi prima, parlando appunto della lingua romagnola, di cui spesso non si è consapevoli. Oggi si parla molto dell'integrazione degli extracomunitari, ma io mi chiedo come fa una persona a integrarsi se gli stessi italiani non sono consapevoli della loro identità su cui dovrebbe esserci integrazione? Bellissima domanda, Roberto. Bellissima domanda. Mi chiedo questo. Quindi io ritengo che il concetto di etnoregionalismo vada integrato a un ambito pluridisciplinare di studi sulle culture dei popoli. Personalmente, essendomi laureato in scienze politiche con indirizzo sociologico, posso sottolineare il ruolo di studi sull'etnoregionalismo anche nelle sue manifestazioni, abbiamo visto politiche e anche metapolitiche, perché anche questo, secondo me il concetto di etnoregionalismo contiene anche un pensiero metapolitico, questo secondo me è importante. Credo che questo inquadramento sia pur così, diciamo così, di massima, credo che sia importante per impostare determinati discorsi. Assolutamente. La capacità del terzo millennio è quella, nell'evolversi poi dei pensieri, delle situazioni anche internazionali e nazionali, è proprio quella di riuscire a far convivere all'interno di uno stesso Stato appunto questi mondi paralleli. Più volte abbiamo detto che le tentazioni secessionistiche coinvolgono in sé anche degli istinti o degli sfondi che non sono consustanziali all'opportunità invece di convivere pur nella diversità. E proprio la bellezza è questa. Noi abbiamo di fronte l'Italia del Rinascimento, in cui sicuramente non esisteva l'Italia dal punto di vista dello Stato, però appunto riuscivano a convivere realtà popolari e addirittura monarchiche che dialogavano fra di loro.
in una situazione, in un contesto che favoriva le arti, la cultura, le lettere, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, alla fine quello che io voglio sottolineare è la possibilità di giocare questa chance fino in fondo. Lo Stato federale, autenticamente federale. Mi scuso del linguaggio inglese che non va travisato. United States of Italy, United States of Italy, una forza difficilmente paragonabile con altre forze, che sarebbe in grado di rafforzare al tempo stesso ogni eteroregionalità e l'intero contesto statuale e nazionale, rendendolo finalmente più forte, più visibile e più orgoglioso della propria storia e della propria realtà. Quindi ecco, questo è uno sbocco che potrebbe avere un eteroregionalismo in chiave neopatriottica, ed è poi, se vogliamo ben vedere, la linea che giustamente ha intrapreso, ovvero il movimento leghista negli ultimi 10 anni. Questa è la mia idea. Ecco, tu da questo punto di vista cosa vuoi svolgere un'ulteriore riflessione sull'eteroregionalismo e sulla praticabilità del campo, no? Una volta quando si ascoltava le radio, tutto il calcio minuto per minuto, la partita è stata sospesa per impraticabilità del campo. No, non esiste nessuna nebbia, nessun ostacolo per portare avanti questo nostro grande, caro Roberto Chersonazzo, il nostro grande progetto, che risulterà vincente. A te di nuovo la parola, scusami lo sfogo. No, figurati. No, io sono assolutamente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te. E sotto questo aspetto voglio sottolineare l'importanza del tuo libro, Il pensiero leghista, che è un libro fondamentale per ragionare su questi temi. Prima ancora, diciamo, di varie prese di posizioni politiche, è fondamentale avere strumenti per ragionare sui concetti di autonomia, di federalismo, di identità, di sovranità e di comunità. E il tuo libro ha il grande pregio di fornire questi strumenti. Quindi io ritengo, sulla base anche degli studi dell'etnoregionalismo, che il pensiero leghista sia uno sviluppo importante. Secondo me è un libro di grande valore storico, dottrinale e filosofico, che meriterebbe anche una considerazione accademica. Si collega sicuramente con il concetto di cultura popolare italiana che tu porti avanti da molti anni, in quanto vi è una rivalutazione del concetto di popolo come il soggetto storico, culturale, spirituale che come sappiamo si modella localmente in questa complessità, e anche, diciamo, della sua forma politica che lo rappresenta. Questo è importante. Questo concetto di popolo, di etnoregionalismo, a parte che molto spesso è non compreso, non piace sicuramente a molti. Molti preferiscono l'individuo atomizzato o semplicemente delle minoranze che prendono diritti a rispetto delle comunità, cioè quindi delle etnie ma non le nostre etnie. Preferiscono la nazione giacobina o ragionano magari ancora con concetti classisti, di classe. Quindi non si parla spesso del popolo e di etnoregionalismo, ma è assurdo, perché vuol dire non parlare di noi stessi. Questo è secondo me un'assurdità. Peggio ancora, molti preferiscono definirlo con immagini caricaturali, tipiche magari di un mondo contadino arretrato, provinciale arretrato. Magari quando parlano di populismo lo collegano a bassi istinti di pancia,
Questo perché a molti, diciamo, questo retaggio popolare per molti dovrebbe sparire. Cioè, questo ormai è abbastanza chiaro. Ovviamente perché, e infatti i populismi, che poi sono vari come sappiamo, sono considerati dei fastidiosi outsider che remano contro le magnifiche sorti. Il filosofo Diego Fusaro parlava di demofobia, ma secondo me forse è più un odio verso i popoli, verso le loro culture, verso le loro istanze territoriali, che vorrebbero resettare. Il tuo libro ha un grandissimo pregio, che è quello di scardinare questo pregiudizio, che ha, diciamo, poi varie radici, e dimostra l'importanza e la dignità dei popoli nel pensiero politico e nello specifico nell'esperienza leghista. Già dalla copertina il libro rompe con questo immaginario del leghismo come mera espressione del populismo in senso dispregiativo. Infatti la copertina mette 4 grandi pensatori: Gianfranco Miglio, Carl Schmitt, Martin Heidegger e Gaetano Salvemini, che spiazzano magari molti, diciamo, lettori poco avveduti e anche con dei pregiudizi. Ora, tornando al discorso del populismo, a parte il fatto che gli studi scientifici del populismo dovrebbero rispettare il precetto weberiano di avvalutatività, cosa che non è sempre così, perché se si guardano certi studiosi, a volte sembrano più quasi delle analisi, per capire perché è nato questo mostro e come cercarlo di fermare. A parte questo, che secondo me non è diciamo etico da un punto di vista scientifico, ma a parte il fatto questo, ma poi chi lo dice che il leghismo nelle sue varie fasi della sua lunga storia non ha un pensiero politico? Chi l'ha detto? Tra l'altro in scorse puntate abbiamo dimostrato che non è affatto così. Cioè, la Lega, il più vecchio partito d'Italia, nasce così dal nulla? No. Poi perché un pensiero politico non può avere una sistematizzazione? Quindi si può e si deve parlare di filosofia del leghismo, come hai fatto giustamente te. Inoltre bisogna anche rompere un altro tabù, che il lavoro metapolitico sia qualcosa di astratto, un po' astruso, una cosa solo per intellettuali, rispetto, diciamo, alla concretezza popolare, dove spesso questa concretezza popolare è a volte sinonimo di ignoranza. Questo secondo me è completamente falso, perché sebbene la metapolitica si avvalga di concetti filosofici, politologici, anche di conoscenze che non tutti sanno padroneggiare, tale riflessione nasce dall'esperienza popolare e potremmo dire che si tratta di una presa di coscienza e una sistematizzazione il cui scopo è quello di dare un contributo all'azione a favore del popolo. Quindi nasce dal popolo e torna al popolo anche come etnoregione. Quindi qui, diciamo così, il cerchio si chiude. Quindi gli studi sull'etnoregionalismo sono necessari per lo studio delle culture popolari e all'interno di questo è importante valutare il ruolo della metapolitica. Non è qualcosa così di astratto, ma è qualcosa che è inserito in questa trama. Questo è importante. Credo che sulla scorta delle opere di Alain de Benoist, che è un autore secondo me fondamentale, si è arrivati a un importante messa a tema del concetto di identità. Lui poi ha studiato anche identità, comunità, sovranità, ha teorizzato anche il populismo, quindi sono testi secondo me fondamentali. Il filosofo transalpino ne fa anche una disamina
diciamo, di tutta la complessità del fenomeno dell'identitarismo. Le varie sfumature, anche le varie criticità, quindi sono testi fondamentali. Quindi, a mio avviso, il macro concetto di identità contiene quello dell'etnoregionalismo, cioè l'etnoregionalismo è un aspetto dell'identitarismo. Infatti io preferisco parlare, diciamo, di identitarismo, etnoregionalismo e federalismo etnico, che, diciamo, poi la sua forma politica, che come l'ho inteso ha manifestazioni politiche e metapolitiche anche variegate. Ora, sotto questo aspetto, se prendiamo, diciamo, i concetti idealtipici, cioè sono dei concetti come dei stereotipi che servono nelle scienze sociali per orientarsi. I concetti di etnos, popolo, nazione, etnoregione, società civile e il concetto di populismo, che secondo la tripartizione di Yves Menissurella, lui lo divideva come etnos, demos e plebe, cioè l'appello al popolo come identità, come, diciamo, come sovranità del popolo e come, diciamo, condizioni sociali economiche. Vi è una grande coerenza e il grandissimo merito del pensiero leghista e della sua sistematizzazione nella filosofia del leghismo è quello di aver coerentizzato tutto questo. Quindi secondo me è un libro fondamentale per questo tipo di argomenti. Certo, non si tratta di concetti alla page, sono, diciamo, non politicamente corretti, i grandi media li ignorano perché preferiscono o fossilizzarsi su un immaginario di comodo oppure li snobbano perché ritengono che bisogna parlare di tutto tranne comunque dei nostri popoli, che secondo me è una cosa assurda. Va bene così per molti, perché comunque vorrebbero eliminare differenze, così secondo loro si vivrebbe in un modo più pacifico. Non è affatto così. Quindi non piace quando le teorie politiche identitarie di cui appunto parlavo si fa finta di niente, si dice che non esistono, invece esistono e come. Quindi io personalmente, da studioso delle scienze politiche, ritengo che sia fondamentale dare dignità a questi temi. Quindi cercando, appunto, lo scopo di questa mia intervista è stato appunto quello di cercare di sistematizzarle e, diciamo, offrire un quadro di lettura di determinati fenomeni. Assolutamente. Tra l'altro anche in Francia e Spagna, che sono due nazioni Moloch, diciamo così, di impostazione perlomeno formale centralista, si è raggiunta questa coscienza di cui stavi parlando, maggiormente che in Italia, tanto appunto da far avviare da studiosi seri un approfondimento proprio della scacchiera complessa di tutte le etnoregioni che caratterizzano nella loro vastità le due nazioni cosiddette latine, comunque quelle contigue, e noi sappiamo benissimo che in realtà hanno anche delle origini celtiche molto forti, come la nostra Italia settentrionale. Ecco, tutto questo quindi alla luce di una reimpostazione complessiva della politica che possa dare finalmente i frutti desiderati, cioè quali sono il federalismo, il riconoscimento della mutua reciprocità nell'essenza federale ed etnoregionale dello Stato, in modo tale appunto da avviare un'epoca completamente nuova, per esempio nel mondo scolastico, che ancora presenta dei libri di testo insufficientemente dotati di questo spirito. Dobbiamo chiudere
Roberto, ti ringraziamo ancora tantissimo di questo intervento chiarificatore. Ecco perché sicuramente ce n'è bisogno in questo momento che vede in un clima guerrafondaio complessivo del mondo, ecco, proprio la necessità di rimeditare sulle nostre radici e sul riassetto dei vari stati di cui siamo parte vivente e cosciente. Grazie ancora, a risentirci e come sempre Roberto, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre! Ciao Andrea, buongiorno a tutti.